Wake up from a daydream, feel your neurons ignite. Levitate your body, thoughts and limbs reunite. So come on, come on, come on, rock it two-step, shake them bones. So come on, come on, come on, taste the rhythm on your tongue. Make it shine like gold, make it shine like gold. Make it shine like gold, make it shine like gold, gold. Buon pomeriggio a tutti, questo è l'incontro su Portare senza invadere, la comunicazione con i giovani quando è tempo di orientamento. Sono qui con la dottoressa Erika Vitantonio, io sono la dottoressa Susanna Del Favero, siamo entrambe psicologhe, psicoterapeute in formazione e orientatrici e collaboriamo con ENAIP Veneto, in particolare nello spazio orientamento. Grazie a questo spazio abbiamo potuto conoscere diversi ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado e rapportarci con loro e le loro famiglie per supportarli in tutto quello che è il processo di orientamento, quindi non finalizzato solo al passaggio tra una scuola e l'altra o a quello che può essere il futuro lavorativo, ma anche nel percorso di accompagnamento verso la scelta. In particolare ci teniamo a sottolineare che il nostro approccio è orientato anche a supportare non solo il ragazzo ma anche tutta la famiglia, in quanto sappiamo dalla letteratura che hanno un ruolo fondamentale sia nel passaggio di quelli che sono gli strumenti, i valori e gli schemi fondamentali, ma anche nel supporto primario verso i ragazzi. Ci interfacciamo anche con i genitori, con i docenti, facendo loro formazione per essere sempre pronti e aggiornati nel fornire un supporto a questi ragazzi. Oggi abbiamo deciso di parlare di comunicazione nel momento dell'orientamento, perché sappiamo che in questo momento, in particolare nel momento della transizione, la figura del genitore è fondamentale per supportare i ragazzi nel manifestare quelle che sono le proprie risorse personali, quelle che sono anche le proprie potenzialità, ma sappiamo anche che in questo momento entrano in gioco alcune delle credenze, delle idee, delle aspettative che i genitori possono mettere in campo e non sempre sono funzionali. Per questo motivo abbiamo pensato di proporvi in quest'oretta insieme un format basato su prima la visione di un video o di più video e poi un ragionamento, una riflessione su alcuni elementi di ordinario orientamento, quindi di momenti di quotidianità in cui ragioniamo con i nostri ragazzi su orientamento. Vedrete quindi un piccolo sketch dove ci sarà una madre con la propria figlia che ragiona rispetto all'orientamento e ci saranno dei momenti di comunicazione sia verbale che non verbale tra le due. Le useremo per ragionare sui processi che entrano in gioco nel momento dell'orientamento, perché sappiamo che la comunicazione verbale o non verbale che sia è rappresentativa di quelli che sono i nostri pensieri e quindi le nostre credenze e di conseguenza poi il nostro modo di comportarci. Quello che ci teniamo a sottolineare è che questo incontro non vuole essere un incontro dove forniamo una sorta di libretto delle istruzioni per la comunicazione con i ragazzi, perché non è possibile. Sappiamo che ogni persona è diversa, cresce a modo proprio, ma quello che vorremmo fare è fornire uno spaccato, un ragionamento sui processi che entrano in atto, in modo tale che siamo capaci di vedere nella nostra quotidianità se questi processi entrano in atto e sappiamo come rapportarci con i ragazzi nel momento in cui effettivamente questi processi entrano in atto.
Per farlo io direi di partire direttamente con il primo video e poi lo commentiamo. Ciao tesoro, ascolta, mi sono presa un giorno di permesso domani da lavoro, così risolviamo questa faccenda. Ti ho prenotato il colloquio di orientamento e vengo anch'io che voglio capire bene. Mamma, io mi ero già organizzata in realtà. Senti, adesso facciamo così e poi vediamo. Allora, come abbiamo potuto vedere, c'era una giovane che vuole informarsi autonomamente per la scelta del proprio percorso post diploma e una madre che sia con un linguaggio verbale tende a sostituirsi alla figlia, ma anche, se avete visto, con una postura, con una modalità molto quasi aggressiva, che tende a porsi verso la ragazza e creare una forma di chiusura a questo tipo di comunicazione. Allora, è importante fare prima una premessa. Sicuramente i tempi sono cambiati, quindi il nostro contesto è un contesto che offre molte possibilità. I ragazzi possono acquisire informazioni attraverso uno smartphone di formazione post diploma, penso, ma anche lavorativa di tutto il mondo. Qui alla fiera possiamo vedere informazioni non solo nazionali ma europee per la formazione, quindi dobbiamo tener conto che i nostri ragazzi oggi vivono in una grandissima ricchezza di informazioni, ma questa ricchezza di informazioni può far sì che una scelta consapevole diventi un fenomeno potenzialmente disorientante, perché diventa difficile raccogliere queste informazioni e quindi può essere difficile giungere a quella che è la speranza, una scelta che possa essere consapevole di tutti i diversi aspetti e processi. Quindi diventa importante fare un ragionamento più ampio sia su quelle che sono le informazioni che possiamo acquisire, come supportare i ragazzi ad acquisire queste informazioni, ma anche sul periodo di vita che i ragazzi stanno vivendo. Per farlo prendiamo quella che è una vecchia, ma possiamo dire ancora attuale, teoria della psicologia. In particolare è la teoria delle sfide evolutive di Erikson, che sottolinea l'importanza di vivere per tutti noi esseri umani alcune piccole sfide evolutive che partono da quelle che sono le nostre capacità, mettendoci di fronte a dei piccoli passaggi un pochino più complicati rispetto alle nostre abilità attuali, per permetterci di fare un passaggio da un momento di vita a un altro. In particolare nell'immagine che abbiamo pensato rispetto al video di questa ragazza, abbiamo pensato che stesse vivendo una fase della vita in cui c'è un passaggio alla fase di identità e dispersione, in cui il ragazzo deve fare i conti con la conquista della propria identità sia di genere che verso il mondo sociale e professionale. Infatti la fase di vita è quella che va dai 18 ai 20 anni, in cui finisce l'esperienza della scuola secondaria di primo grado e c'è il passaggio verso il mondo del lavoro piuttosto che della formazione post diploma. In questo momento quindi il giovane deve tentare con le proprie capacità di superare quella che è la sfida evolutiva del momento, e in questa sfida può viverla in due modi. Nel modo appunto in cui si sperimenta, la supera, oppure può fallire. Il fallimento non intendiamo nel classico modo, quindi non sono riuscita e si chiude così la mia esperienza, ma anzi è un momento in cui posso apprendere nuove competenze, posso continuare a svilupparle finché non riesco a superare la sfida.
Il superamento della sfida permette al giovane adulto di sviluppare le proprie competenze, di aumentare il proprio senso di autoefficacia e sperimentarsi nel mondo con un maggiore senso di fiducia verso quelle che sono le proprie competenze e le proprie capacità. Il senso di smarrimento invece è dato più dal possibile fallimento e qui diventa importante lavorare con i ragazzi anche nel riconoscere il possibile fallimento che sempre meno, tendendoli ad accudire sempre di più, gli facciamo vivere questo smarrimento, ma diventa importante finché abbiamo la possibilità anche nel nostro sistema familiare protettivo anche farglielo sperimentare in modo tale che possano trovare quelle che sono le proprie personali competenze, le proprie personali strategie per affrontare il mondo e per sapere che anche se cado una volta, e l'esempio della caduta lo prenderemo ancora più volte, posso rialzarmi, posso trovare un modo diverso per rialzarmi e questo non dirà niente di come sono io, ma sarà semplicemente un momento in cui mi posso sperimentare e sperimentare in modo diverso. Come possiamo quindi da genitori supportare i ragazzi? Sappiamo che in quanto genitori sicuramente influenziamo lo sviluppo psicosociale dei ragazzi e quello cognitivo, il momento della scelta, sia passandogli quelli che sono per noi i valori fondamentali rispetto a come siamo come persone, quindi tutti quelli che sono i valori professionali, ma anche quelli personali. I successi accademici, quindi lo vedremo molto bene dopo, ma la nostra percezione verso i ragazzi fa sì anche che loro si possano sentire più competenti e diminuire il loro livello di ansia aumenta i loro successi accademici, l'effettivo completamento degli studi e lo sviluppo verso una carriera. Teniamo quindi conto che nel sistema familiare come in quello individuale i ragazzi, la famiglia deve sperimentare una fase di sviluppo a sua volta e è quella del passaggio tra autonomia e protezione, quindi quel senso di richiesta di autonomia da parte del ragazzo che vuole diventare indipendente, che vuole potersi fare da solo, e quella protezione da parte dei genitori, per esempio, che devono cambiare il loro ruolo e vedersi in modo differente. Questo può creare una conflittualità che non sempre deve essere esplosiva con litigi piuttosto che con atti eclatanti, ma possiamo vederla anche in semplici modalità di comunicazione verbale o non verbale. Per entrare proprio nello specifico della nostra quotidianità, nel verbale ci sono provocazioni e aggressività, quindi per esempio lasciami stare, sono grande, mi arrangio da solo, basta con tutte queste informazioni che mi vuoi dare, per esempio, ma anche quello della comunicazione non verbale, quindi il modo di vestire, che può diventare diverso rispetto a quello a cui siamo abituati o diverso a quello che propone per esempio la famiglia. La modalità, l'atteggiamento quindi e anche la gestione degli spazi. Qui quando lo scrivevo ho subito pensato alla frase questa casa non è un albergo. Quando arriva il momento in cui i ragazzi arrivano, fanno quello che devono fare a casa e poi se ne vanno senza sottostare a quelle che sono le classiche regole della famiglia, quindi le regole che gli abbiamo imposto durante soprattutto magari l'infanzia, l'età adolescenziale, iniziano un po' a togliersi le vesti di quel tipo di figlio per potersi distaccare da questo sistema e crearne uno per loro. E in questo quindi ci può aiutare un'altra teoria che è molto vecchia ma molto utile, che è quella della teoria dell'attaccamento di Bowlby, che si basa su due presupposti principali. La possibilità che abbiamo di esplorare il mondo è data da due caratteristiche principali che sentiamo il bisogno di vivere prima di poter esplorare questo mondo, e sono quello di sentirsi protetti e accuditi e la certezza poi di avere un punto di riferimento in caso di pericolo. Quindi vi chiedo proprio di immaginare sia l'orientamento, ma per capire anche meglio questa teoria, il momento, tornando indietro, in cui i bambini imparano a camminare.
Quando i bambini imparano a camminare, noi prima di lasciarli a terra per poter esplorare, li abbiamo tenuti per molto tempo in braccio, li abbiamo fatti sentire coccolati, sicuri. A quel punto ci inizieranno a dare dei segnali, e questi segnali sono per esempio che vogliono provare a toccare terra, vogliono provare ad alzarsi. Lì li dovremo lasciare esplorare, e a quel punto ci saranno i bambini che si alzeranno immediatamente in piedi, altri che gattoneranno, a quel punto si alzeranno in piedi e noi li sosterremo nell'alzarsi in piedi. Poi li terremo su, gli terremo 2 mani, poi pian pianino un dito, e li faremo andare. Quando iniziano a camminare ogni tanto succede, cadono, e quello che ci chiedono è, guardandoci negli occhi, una sintonizzazione emotiva. Cosa sta succedendo? Mi devo preoccupare? Infatti solitamente quello che viene suggerito è: non guardiamoli con spavento, se no i bambini questo recepiscono, ma ci viene chiesto di dar loro fiducia, di fargli capire che non è così pericoloso, si può cadere ma ci si può rialzare. Ecco, in questo senso l'orientamento ha esattamente quello che vorremmo passarvi di questo momento dell'orientamento ha lo stesso obiettivo. Vediamo i ragazzi camminare con le loro gambe, gli avremmo dato oppure cercheremo di dargli ancora le informazioni per farlo nel modo più funzionale possibile, quindi come acquisire informazione, come organizzarsi, ma dovremo anche lasciarli andare e vedere cosa succede, dando loro la possibilità poi di tornare indietro, cioè venire da noi e chiederci quella protezione che in un mondo che cambia in continuazione a volte non c'è, è difficile da trovare. Quindi il supporto genitoriale in questo momento di transizione sta sia nel lasciarli liberi, ma anche nel permettere ai ragazzi poi di chiedere a noi una forma di supporto, un'attenzione nei loro confronti che possa rassicurarli e proteggerli. Sappiamo che quindi queste modalità rispetto ai ragazzi possono avere risvolti positivi, quindi un maggior senso di autoefficacia. Se io so di avere le caratteristiche, di poter poi trovare qualcuno che mi può supportare nel caso sento di non avere queste caratteristiche, mi sentirò anche più efficace di poter esplorare questo mondo che a volte fa così tanta paura. Mi sentirò anche, mi legittimerò la possibilità anche di cadere, di non essere sempre sicuro di quello che sto facendo, e potrò esperire un minor senso di indecisione, perché se ho le capacità, ho le caratteristiche, mi sento anche meno spaventato da questa minaccia che è il mondo fuori, magari dal mio paese, dalla mia città, dalle mie sicurezze. Una maggiore resistenza a quella che può essere la frustrazione, e una forma mentis più aperta, viene definita una forma mentis più dinamica, ovvero una modalità di approcciarsi alla sfida che è orientata all'apprendimento. Tutto ciò che posso imparare anche attraverso il possibile errore, la possibile sfida, è funzionale. Non tutto deve andare in modo lineare, anche perché sappiamo che la modalità lineare ci insegna, tra virgolette, poco, mentre quando dobbiamo affrontare sfide, dobbiamo cambiare il nostro percorso, trovare nuove modalità, sicuramente impariamo molto di più. Ma se questo cambiare percorso, imparare nuove abilità, la viviamo come una valutazione della nostra persona, sicuramente è più frustrante, è più difficile. Cercherò di evitare queste modalità, questi momenti, perché se sbaglio sarò io che sono sbagliato, non sarà la mia performance, il momento che sto vivendo che magari non è in linea con le mie aspettative, ma diventerò io sbagliato. E quindi questo sviluppare una forma mentis più orientata all'apprendimento e alla sfida ci permette anche di aumentare quello che è il nostro senso di ottimismo e speranza. Ottimismo e speranza non con un approccio irrealistico, quindi non è l'ottimismo alla Pollyanna per capirci, ma è una visione, una capacità di autovalutarsi, sapere quelle che sono le nostre caratteristiche e in base a queste avere un approccio positivo verso il mondo, esporci al mondo con ottimismo, appunto, sapendo a che cosa stiamo andando incontro, e speranza
cercando quindi una modalità di confronto con, anche in questo caso positiva, con il contesto. Gli aspetti negativi invece che possono entrare in gioco sono quelli relativi alle nostre credenze, alle nostre modalità, in quanto anche noi, seppur magari educatori, genitori, formatori, possiamo avere, anzi abbiamo delle modalità umane, quindi entrano in gioco pensieri, credenze, aspettative che non sempre sono così chiari, ma è importante che li riconosciamo per poter avere una sorta di visione esterna. Quando entrano in campo dobbiamo saperli riconoscere per sapere gli effetti che questi possono avere. Se io riconosco una mia modalità, posso magari cercare di avere un atteggiamento meno aggressivo. Se invece non me la riconosco, difficilmente riuscirò ad avere una visione di cosa sta succedendo e quindi anche la mia analisi potrebbe essere differente. Quindi gli aspetti negativi che potrebbero entrare in campo sono lo scoraggiamento e l'ansia dovuta a eccessive richieste di successo. La letteratura ci riporta diversi studi dove si sottolinea che è necessario che il genitore creda nel proprio figlio, che abbia delle aspettative su di esso, ma allo stesso tempo l'eccessiva richiesta aumenta i livelli di ansia e crea viene definito un blocco, diciamo, un congelamento del ragazzo dovuto dall'ansia. Alti livelli di ansia mi provocano un blocco che a quel punto non mi fanno più andare avanti e quindi diminuiscono anche le possibilità di successo. Una confusione dovuta a quelle che vengono definite teorie ingenue, per esempio solo alcuni lavori piuttosto che alcuni tipi di scuole, di università e via dicendo ti permetteranno di avere un prestigio sociale. Siamo sicuri che oggi funzioni ancora così? O sono nostri retaggi culturali, nostre esperienze che nel corso di questi anni sono cambiate? Quindi anche questo bisogna avere un'attenzione rispetto a quello che potrebbe succedere e in questo modo rischiamo anche di creare delle barriere alle aspirazioni dei nostri figli che sappiamo non essere funzionali e creare quindi con loro una comunicazione che diventa conflitto e quando c'è conflitto raramente le parole permeano all'interno del ragazzo. E con questo direi che do la parola alla collega. Bene, quindi continuiamo a occuparci di famiglia e andiamo ad approfondire un altro aspetto. Qual è la premessa al prossimo video? Noi sappiamo che all'interno della relazione genitoriale tutte le informazioni, l'educazione passa principalmente per due canali, la comunicazione e il comportamento. Quindi noi modelliamo attraverso quello che facciamo e insegniamo attraverso la parola, i gesti, gli sguardi. Soprattutto sappiamo che la famiglia e soprattutto la dinamica genitoriale è il prototipo per eccellenza di qualsiasi forma educativa. Noi sappiamo che quando siamo educatori, insegnanti, in minima parte ripetiamo quello che succede realmente nella dinamica genitore-figlio. Nel prossimo video quindi approfondiremo l'aspetto che è la comunicazione. Lo andiamo a vedere, se lo fanno partire, quindi secondo video. Ciao tesoro, com'è andata? Ah, abbastanza bene, ci hanno fatto vedere tantissime cose, l'università, la formazione, l'alta formazione, però, sai, sono un po' confusa adesso. Ma ti sei fatto un'idea su che cosa vuoi fare? Mamma, è sempre la stessa cosa. Voglio andare a fare un colloquio con il tutor del DAMS. Voglio vedere cosa mi dicono. Non ti è bastata la scuola? Vuoi continuare a perdere tempo? No, mamma, voglio solo andare a vedere. Va bene. Ecco, quindi noi abbiamo visto una situazione per alcuni aspetti simili a quella di prima, per altre dal mio punto di vista
estremamente differente. Abbiamo questa giovane ragazza che palesa apertamente un interesse, quindi è consapevole di ciò che desidera, tuttavia dal linguaggio non verbale possiamo fare caso al fatto che sta chiedendo effettivamente una conferma alla madre e si sta togliendo potere nella relazione. Di contro abbiamo una madre che da una parte valuta la scelta, dall'altra dà un altro tipo di messaggi in qualche senso valoriale che ha a che fare con quanto la ragazza sia matura oppure no. Ed è il motivo per cui noi possiamo generalizzare da questo. Allora noi sappiamo che nella comunicazione, qualsiasi transazione comunicativa di qualsiasi livello si compone di due messaggi. Un messaggio è quello sociale, che è inerente esattamente all'oggetto della comunicazione. L'altro messaggio è un messaggio psicologico. Che cosa sta intendendo? Significa che attraverso la comunicazione noi andiamo a confermare, approvare, disapprovare, indirizzare l'altra persona nel rapporto. Questo succede ad ogni livello. Se voi ci pensate, non è solo la madre che nel video dà approvazione o meno alla figlia, è anche il contrario. Questo fa parte di tutti i rapporti. Tuttavia è importante perché il messaggio psicologico è il vero contenuto della comunicazione. A prescindere da qualsiasi scelta, esperienza personale, noi ci muoviamo nel mondo ancora di più quando siamo nel rapporto genitoriale con il desiderio di essere confermati, riconosciuti, approvati o comunque indirizzati. Perché ne parliamo in questo momento? Allora, la relazione genitoriale ha delle caratteristiche tipiche, specifiche, che la rendono unica per la sua funzione. Ovviamente è una relazione affettiva principalmente, ma anche delle altre specifiche. In primo luogo è una relazione asimmetrica. Lungo tutto l'arco della vita del figlio, a prescindere dall'età, ci sarà sempre questa simmetria, per cui il genitore avrà sempre il compito di indirizzare, confermare, trasmettere i valori o meno, e il figlio avrà sempre il desiderio, in qualche modo, di omologarsi o di contro di ribellarsi. Questa caratteristica è in qualche modo innata, nel senso che noi nasciamo in un contesto in cui abbiamo effettivamente bisogno che qualcuno ci trasmetta dei contenuti per poter vivere nella nostra società. E in questo senso, attraverso il rapporto genitore-figlio, il genitore trasmette tutta una serie di informazioni su come vivere nel miglior modo possibile la sua esperienza sociale, di cui l'essere umano non può fare a meno. Quindi il genitore nella famiglia, che è la vera cultura di riferimento di ogni persona, trasmette permessi, tabù, cose che si possono pensare, fare, agire e cose che invece non sono lecite. E questo è protettivo, nasce con una funzione protettiva. Quanto più la nostra cultura, i nostri punti cardine, i valori sono coerenti con le richieste della società, tanto più noi possiamo vivere con benessere. Ma nel fare questo, effettivamente il genitore va a tratteggiare i contorni della personalità del figlio, perché se teniamo conto del fatto che la relazione genitoriale è fatta di due persone, c'è un genitore e c'è un figlio, se il genitore trasmette, c'è un figlio che in qualche modo desidera, dato che è una relazione di tipo affettivo, desidera elicitare dei comportamenti che sono di approvazione, perché l'approvazione significa sentirsi dire bravo, quindi è una carezza che può essere di qualsiasi tipo, ma è l'obiettivo. Quindi cosa succederà? Che a seconda del temperamento di ognuno, il figlio nel corso della sua crescita, e questo la letteratura e la ricerca dice che non cambia mai, ma nel corso del tempo il figlio impara con il suo comportamento a sollecitare delle conferme da parte del genitore, o se la relazione è conflittuale ha delle disconferme, ma comunque elicitare una risposta, perché la risposta è l'obiettivo, quindi essere tenuti in vista. In questo senso, come mai diventa così importante il modo in cui comunichiamo all'interno della relazione genitoriale? Partiamo dal presupposto, questa è una riflessione che ho potuto condividere con la collega tutto oggi. Ho l'idea che spesso noi adulti continuiamo a partire da una posizione estremamente adultocentrica,
quando ci poniamo nei confronti dei ragazzi per trasmettere contenuti, per fare educazione. Quindi solitamente l'obiettivo è quello che loro si omologhino alla nostra realtà, ma come diceva la collega, se teniamo a mente la teoria di Erikson, noi viviamo fasi differenti e quindi abbiamo pensieri differenti. Allora, se io chiedo l'omologazione, otterrò delle risposte che a volte sono delle risposte coerenti, altre volte sono incomprensibili per il genitore, e le nostre transazioni, quindi la comunicazione, continua in questo senso. Qual è il punto? Che attraverso il modo in cui il genitore si comporta e comunica verbalmente e verbalmente con il figlio, attraverso questo lui trasmette al figlio un programma interno su come potrà comportarsi con se stesso e col resto del mondo, con gli altri. E allora c'è una teoria molto interessante dal mio punto di vista, che è quella di Lorna Benjamin, che parla di processi di copia, che sintetizza proprio quello che vi ho appena detto. Quindi lei dice quali sono più o meno a livello prototipico i modi in cui i figli imparano. Tutti quanti noi abbiamo imparato a comportarci. Possiamo diventare esattamente come facevano i nostri genitori. In alcuni momenti ovviamente non ce n'è uno solo, noi li usiamo tutti e li cambiamo a seconda del momento, della relazione, ma possiamo essere come nostro genitore o ad esempio possiamo essere il contrario. Pensate per esempio a quando abbiamo vissuto con un genitore per un momento estremamente autoritario, così tanto autoritario che noi abbiamo provato a rispettare le richieste, ma a un certo punto erano per noi così elevate che non siamo più riusciti, quindi abbiamo risposto con un comportamento di ribellione perché era l'unico modo per avere un feedback. Allora lì abbiamo preso un altro permesso: noi possiamo anche comportarci all'opposto del nostro genitore, oppure possiamo trattarci e trattare gli altri come siamo stati trattati. Pensate per esempio a quei momenti in cui ognuno di noi è estremamente critico, forse sul lavoro ci capita più spesso, dei momenti in cui qualsiasi cosa facciamo è sottoposta prima di tutto al nostro giudizio e facciamo fatica ad essere indulgenti. In quel momento molti di noi stanno reiterando un meccanismo che più che con i genitori abbiamo appreso a scuola, dove la prestazione è veramente tanto importante e viene comunque messa sotto giudizio. Un altro modo in cui possiamo apprendere a trattarci, un altro processo di copia, è quando noi continuiamo ad agire come se il nostro genitore fosse sempre lì, a giudicarci e a dirci cosa fare. Quindi questa è l'importanza di come noi comunichiamo. Perché parlarne soprattutto rispetto ai momenti di orientamento? Allora, l'orientamento è di suo un momento critico, dove per momento critico significa che le persone si trovano a fare il confronto tra quello che sanno fare, quello che sanno del contesto sociale e quello che non conoscono. Quindi in quel momento non sentono di avere tutte le risorse per affrontare un problema. Allora, secondo un'altra teoria, che è quella della zona di sviluppo prossimale di Vygotsky, noi impariamo qualcosa di nuovo, quindi progrediamo esattamente così. Quando abbiamo davanti a noi una sfida un po' più difficile rispetto a quello che sappiamo fare, improvvisamente, quando ci riusciamo, noi apprendiamo ancora di più. E se orientamento è imparare a fare delle scelte competenti, in materia certamente di istruzione e formazione del lavoro, ma il decision making spazia ovunque, in quel momento noi stiamo imparando a fare proprio questo. Ora, qual è la bellezza dal mio punto di vista delle relazioni umane? Che noi, nei momenti in cui siamo in crisi, come momenti di orientamento, facciamo affidamento su ciò che abbiamo imparato nel nostro percorso di crescita. Quindi continuiamo a tornare a chiedere un qualche tipo di supporto alle nostre figure di accudimento, quindi ai genitori, che siano essi realmente presenti ma anche interiorizzati. Se voi ci pensate, le dimensioni di cui parlava la collega di autonomia, e io aggiungerei anche responsabilità, si basano proprio su questo. Autonomia e responsabilità significa interiorizzare e fare nostra un'idea del genitore per cui lo avremo sempre con noi anche se non è fisicamente presente. Quindi anche questo è un modo per tornare. Ecco che la potenzialità della relazione genitoriale si espande. Quindi noi incidiamo, questo non ci deve spaventare, questo deve dare valore a quello che stiamo facendo, si espande potenzialmente. E in tutto questo
capite bene quanto sia importante apprendere a dare dei messaggi comunicativi incisivi ma d'effetto. Detto così può sembrare spaventoso, perché chi è che ha tutto il tempo sempre di concentrarci sui momenti educativi per dare delle informazioni? E direi che una riflessione possiamo farla proprio pensando alla teoria delle posizioni esistenziali. Allora, noi impariamo attraverso le relazioni sempre a dare o meno valore a noi e all'altro. Se io dicessi a voi, io sento che tu sei ok, in qualche modo tutti noi ci facciamo un'idea di cosa significa essere o meno ok. Berna diceva che sulla base di questo noi nella relazione con l'altro ci sentiamo più o meno minacciati, e se ci sentiamo più o meno minacciati significa che siamo più o meno aperti a tenere conto della posizione dell'altro. A me piace pensare, e ci sono tante teorie dello sviluppo e non solo che ne parlano, che ognuno di noi a seconda della sua età è capace di fare delle scelte con razionalità, di avere delle competenze. Noi a seconda dell'età siamo capaci di pensare, comportarci, sentire emotivamente per quello che ci è concesso. In questo senso, quando io riconosco all'altro la mia stessa capacità di pensare, di agire, di comportarmi, possiamo dire che siamo in una posizione in cui io sono ok e tu sei ok. È fantastico, perché io posso non sentirmi minacciato da quello che tu senti e che tu pensi, ma accogliere quello che tu hai da dirmi. Ovviamente io vi proporrò, spoiler, di concentrarvi su questo, ma vediamo le altre tre, perché ovviamente ci caratterizzano. Ad esempio, lo stile tipico che noi abbiamo con i ragazzi, soprattutto in adolescenza, è uno stile: io sono ok, tu non sei ok, ma anche io non sono ok e tu non sei ok. Perché? Perché quando i ragazzi sono adolescenti o iniziano ad essere giovani adulti, noi sentiamo che come genitori non abbiamo le risorse per affrontare quei momenti, perché i ragazzi stanno crescendo e non rispondono più alle nostre richieste come prima, non chiedono più come prima, e i ragazzi li vediamo ancora come troppo giovani, molto impulsivi, incapaci di affrontare la loro realtà in modo adulto. Esattamente. Quindi cosa succede se io non sono ok e tu non sei ok? Ovviamente il conflitto, perché io mi sento minacciato e ti minaccio. Nessuno dei due funziona. L'altra posizione è: io sono ok, tu non sei ok. Quindi il genitore che in un momento è estremamente autoritario, perché lo fa? Di sicuro non per seviziare, lo fa perché crede che in questo modo sarà protettivo nei confronti del figlio. Il problema qual è? Che se io sono autoritario fino a negarti la tua capacità di ragionare o di agire, l'altro non sperimenterà protezione, sperimenterà un senso di oppressione. E viceversa anche con: io non sono ok e tu sei ok. Questo anche succede a volte nelle relazioni genitore-figlio, soprattutto in quei momenti in cui, pensate adesso anche all'esplosione tecnologica, ci sono dei contenuti, anche dei nuovi mestieri che sono nati, su cui noi a livello di generazione non ci sentiamo minimamente preparati. È il motivo per cui quando i ragazzi ci parlano tendiamo ad assecondarli, perché noi non abbiamo le risorse in quel momento. Allora cosa succede? Che noi gli diciamo una cosa che ci sembra interessante, ci sembra buona, gli diciamo: fai tu, sai tu. Ma quel sai tu e fai tu su una mente adolescente non fa sperimentare libertà, ma solitudine, perché noi sappiamo che nella fase della crescita, tenendo conto che la relazione genitore-figlio è sempre asimmetrica, i ragazzi hanno bisogno di una linea su cui correre. Ovviamente una linea flessibile che possono tratteggiare con voi, ma comunque ne hanno bisogno. E quindi cosa possiamo fare? Quali sono le cose che possiamo tenere a mente, dato che il nostro strumento sempre e comunque è la comunicazione, che a sua volta è un comportamento, quindi modelliamo e comunichiamo. Intanto possiamo decidere, quando siamo nella possibilità di farlo, di rendere esplicito il messaggio psicologico. Faccio un esempio molto semplice. Avete presente il video? Invece di dire: quindi vuoi continuare a perdere tempo, il messaggio psicologico è: due punti. Io temo, addirittura, io temo che con questa scelta tu non ti stai costruendo una carriera. Questo ha un senso. Dire questo significa permettere alla figlia di fare i conti sulla sua capacità di ragionare e provare a rispondere alla madre.
ad esempio, oppure comportarsi con i figli per come noi vorremmo che loro si comportassero con loro. Non è una frase buonista. Tutti noi siamo stati cresciuti anche un po' vittime di un sistema che punta molto sulla competizione, ad esempio, e anche sulla critica. Abbiamo imparato che criticarci allontana la critica dell'altro. Ma se voi ci pensate, c'è un'alternativa. La protezione non passa per la critica, passa per la capacità di saperci riconoscere le cose buone che sappiamo fare e saper migliorare, come diceva la collega, normalizzare l'errore. Normalizzare l'errore ci aiuta, e infatti è uno dei punti importanti che noi promuoviamo con l'orientamento, sia con insegnanti che con genitori, ma anche con i ragazzi. Normalizzare l'errore significa che io posso fare un cambiamento. Se sbagliare non mi destruttura, ma mi dà una chance, significa che fa parte di un percorso. Se voi pensate a come si apprende giusto appunto a suonare uno strumento, se voi ci pensate, nessun musicista ha potuto evitare di sbagliare degli accordi. E solo davanti a qualcun altro, davanti a un maestro, fare degli errori gli ha permesso di aggiustarsi e imparare a suonare. Questo lo possiamo estendere. Non è non fa niente se sbagli, ma la domanda è: cosa puoi fartene di questo errore qua? E questa è una cosa che è alla portata di ognuno di noi. Poi possiamo appunto ricordarci, come dicevo prima, che ognuno di noi ha delle potenzialità. Vedete, nell'orientamento, soprattutto con i ragazzi un po' più piccoli, spesso i genitori ci dicono una cosa: io chiedo a mio figlio che lavoro vuole fare da grande e lui mi risponde un giorno che vuole fare il criminologo, un giorno l'elettricista, il giorno dopo che vuole diventare la Samantha Cristoforetti tra 10 anni, e io sinceramente non so. Allora la nostra risposta è: certo che fluttuano, perché la domanda che voi gli fate è una domanda che riguarda un'altra fase dell'età. Perché non proviamo ad abbandonare la nostra posizione adultocentrica e mettere loro al centro e fargli una domanda a cui loro possono rispondere? Cosa ti interessa fare? Quale materia ti piace di più? C'è un interesse che hai fuori dalla scuola che puoi sentire anche valutato, perché i ragazzi casomai ci dicono: io monto e smonto motorini in continuazione, ma poi quando vanno a fare l'operatore meccanico davanti al primo voto si scoraggiano perché c'è una bella differenza. Allora quando noi facciamo questo tipo di domande scopriamo improvvisamente che i ragazzi sono competenti e sanno rispondere, stanno sul punto. Allora l'obiettivo è quello di permettere ai ragazzi di apprendere a credere nelle loro capacità, manifestando noi fiducia. Quindi credo in te non è un mantra, non è qualcosa da ripetere tutte le sere ai ragazzi prima di mandarli a letto, è uno spirito con cui noi ci muoviamo nella relazione genitoriale. E c'è altro? Ultima cosa, ovviamente non meno importante, ricordarci che siccome noi abbiamo questo bel potere di tratteggiare la personalità dei ragazzi, è una bella cosa. Cioè, noi possiamo farlo in positivo e in negativo, ma perché non concentrarci sul positivo? Abbiamo parlato di quanto noi trasmettiamo l'aspetto critico, ma noi trasmettiamo anche l'aspetto protettivo, quindi possiamo fare anche questo. Ovviamente, detto così, sembra semplicissimo. Noi sappiamo che a volte concentrarci sull'educazione dei ragazzi è un secondo lavoro, perché viviamo la quotidianità educativa e orientativa avviene nel tram tram della vita di tutti i giorni, quindi non è sempre semplice concentrarci e fare delle scelte mirate in questo senso. Allora lo sprone che abbiamo per voi è quello di adottare un approccio che è l'approccio di un piccolo passo alla volta, compiendo non delle grandi rivoluzioni, ma cogliendo l'opportunità di fare quei cambiamenti lì dove si presentano. Allora, se io ho davanti l'occasione ghiotta, facciamo un esempio, di vedere se mio figlio vuole o non vuole la mia presenza per un'attività orientativa, io lì posso ricordarmi che posso anche chiederglielo, ad esempio, invece di dare per scontato, e quindi fare una cosa che si chiama lettura della mente, che di solito ci porta un po' fuori strada. A volte poi i ragazzi sono così spaventati all'idea di assumersi una responsabilità delle loro scelte, sempre perché siamo in un contesto sociale che premia l'alta prestazione, la competizione, ma punisce
con l'emarginazione, che ci piaccia o no, ma questo è quello che succede. Chi non regge questa prestazione, allora è chiaro che loro fanno fatica a esprimersi, a esporsi. In quel momento è veramente importante chiedersi qual è la domanda che io posso fare perché lui si accorga che è capace di iniziare a pensare a questo. Non che lui superi la prova, possiamo noi switchare e cambiare atteggiamento. E in questo senso io sono ok, tu sei ok, anche in questo caso non è uno standard, è un orientamento che noi possiamo avere, è un grande obiettivo che si costruisce giorno per giorno, come tutti gli obiettivi educativi. Non c'è nessun bambino che ha preso a camminare con una sessione intensiva di camminata su 2 zampe. Noi sappiamo che questo avviene nel corso del tempo. Questo succede anche per il potenziale di qualsiasi competenza o ad esempio per tutto quello che noi crediamo su noi stessi. Possiamo quindi tirare delle conclusioni? Alcune insomma le abbiamo già dette. L'obiettivo è fare attenzione alla comunicazione, per esempio esplicitare il nostro timore a volte permette ai ragazzi di percepirci come meno minacciosi e ostili. Allora dire io ho paura che tu con questa scelta faccia qualcosa che ti mette in difficoltà è molto diverso dal dire allora a te non interessa niente. Quindi rendere di nuovo esplicito il messaggio psicologico, puntare in modo anche non sempre verbale ma come atteggiamento nella comunicazione a valorizzare le loro risorse. Questo vale sempre, questo vale anche quando abbiamo un figlio di 25 anni che ormai vive da solo. Così come per esempio chiedere ai ragazzi di spiegarsi su come mai alcune cose sono importanti per loro. Questo li aiuta intanto a raggiungere un livello di intimità nella conversazione con voi. L'intimità Bern la definisce come una relazione autentica in cui noi usciamo dai giochi relazionali per cui i messaggi psicologici che non si capisce dove vanno a parare e siamo capaci di avvicinarci all'altro esattamente per quello che desideriamo. Questo penso che sia l'obiettivo delle relazioni genitoriali, l'intimità. E proprio rispetto a questa intimità anche la capacità di essere assertivi e di portare prima di tutto quello che è il nostro modo di pensare, quindi a me aiuterebbe questo e a te, quindi non mettendo davanti una modalità aggressiva, il giusto è questo, il dovere è questo, quanto piuttosto una modalità più attenta anche al pensiero dell'altro, quindi io ti posso riportare quello che è servito a me, quello che è stato utile a me, capiamo se può essere lo stesso anche per te, se può essere utile anche per te, dando così anche la possibilità ai ragazzi di manifestare quelle che sono le loro competenze. A noi spesso capita che con i ragazzi durante l'orientamento i genitori ci dicano a 12-13 anni come posso permettermi di lasciarli liberi di scegliere, a questa età non possono capire il mondo. Diamoci la possibilità di vedere il potenziale che hanno, la grandezza che hanno anche loro in se stessi, tenendo conto che non si cambia da un giorno all'altro, cercando di vedere quella che è, a me piace definirla la valigetta degli strumenti, le loro competenze che hanno e permettergli di riconoscerle e utilizzarle, per esempio dicendogli come posso aiutarti a capire dove cercare informazioni, come acquisire maggiori competenze rispetto a questa materia piuttosto che a questo argomento e quindi basandoci proprio su quelle che possono essere le loro necessità, le loro richieste. Sì, e in ultimo, con il messaggio con cui vogliamo salutarvi, sempre parlando di comunicazione ok, dato che siamo tutti oggetto dei processi di copia che abbiamo appreso nel corso della nostra vita, l'obiettivo è apprendere intanto a dare attenzione a come noi trattiamo noi stessi, così che la nostra comunicazione con gli altri, figli, studenti, piuttosto che persone che sono intorno a noi, risenta del beneficio. Quindi impariamo noi a trattarci ok e vediamo poi cosa succede col resto del mondo intorno a noi. Bene, non so se ci sono domande. E in caso ringraziamo per l'attenzione. Decisamente. Anche per i tamburelli, grazie.